Bentrovati dalla redazione di Venezia, oggi 25 aprile per la festa di San Marco, significativo messaggio del Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, che in occasione della festa patronale ha richiamato il motto dell'Evangelista patrono di Venezia e delle genti venete, una festa patronale segnata però anche dal lutto per la scomparsa dell'amato Papa Francesco, che proprio un anno fa, il 28 aprile 2024, si era fermato a pregare in Basilica. Per la festa di San Marco, patrono di Venezia e delle genti venete, il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, lancia un forte richiamo all'importanza di costruire la pace, ricordando proprio il motto dell'Evangelista Marco, una festa della città per il suo patrono, inevitabilmente segnata quest'anno anche dalla tristezza per la scomparsa di Papa Francesco, che giusto 362 giorni fa entrò in carrozzina per sostare qualche minuto in preghiera nella cattedrale in occasione della sua visita pastorale a Venezia. Oggi, quest'anno, San Marco ha un'attualità particolare perché appunto siamo in un periodo difficile per quello che riguarda il bene grande della pace, e noi sappiamo che San Marco è individuato con questa dicitura Pax tibi marce evangelista meus. La situazione mondiale impone, secondo il Patriarca, delle riflessioni su come arrivare a una pace vera e duratura, guardando al motto dell'Evangelista. La pace nasce dal cuore dell'uomo, c'è poco da dire, è solo il cuore dell'uomo e direi due altri ingredienti, la giustizia e la verità. Ecco, se nei rapporti umani, personali e anche tra gli stati manca la capacità di dirsi la verità, e allora possiamo iniziare una guerra dicendo che è un'operazione speciale. Il Patriarca Francesco, dopo aver presieduto stamattina il pontificale di San Marco, trasmesso in diretta da Antenna 3, domani sarà tra i concelebranti in piazza San Pietro a Roma delle esequie del Santo Padre. Un anno dopo racconta un episodio inedito della visita di Papa Bergoglio a Venezia il 28 aprile 2024. La gioia di Papa Francesco nel momento in cui saliva sull'elicottero per ritornare a Roma e cui mi ha detto ringrazio perché mi sono sentito accolto, mi avete accolto bene. No? Questa frase aveva più valore di tanti discorsi, poche parole che però dicevano al termine di alcune ore intense dedicate alla nostra città, alle nostre comunità cristiana, ma anche alla comunità civile, dicevano i sentimenti del Papa. Venezia riuscì a liberarsi dai nazifascisti prima dell'arrivo degli alleati. In occasione della ricorrenza del 25 aprile, il presidente di municipalità Marco Borghi ripercorre gli avvenimenti di quei giorni. Il 25 aprile 1945 a Milano il Comitato di Liberazione Nazionale Altitalia dà l'ordine dell'insurrezione generale contro i fascisti e contro i nazisti. È arrivato il momento di liberare l'Italia. A Venezia arriverà l'ordine il giorno successivo, gestito dal Comando Piazza, in particolare con la prima azione che concerne l'assalto alle carceri cittadine di Santa Maria Maggiore per liberare i detenuti politici lì internati. Sarà un momento combattuto, ma la mattina del 27 aprile le carceri saranno in mano alle forze della resistenza. Da lì seguirà tutta una serie di altre azioni che le forze partigiane cittadine riusciranno a compiere positivamente, occupando la questura, la prefettura, la sede della Guardia Nazionale Repubblicana, Calittoria, sede del Partito Fascista Repubblicano, e di altri importanti nodi strategici cittadini come l'Arsenale, la Certosa e altri luoghi. Con i fascisti quindi la cosa si chiude il 27 aprile, che ormai hanno definitivamente capitolato. Resta però la questione aperta e molto delicata di trattare la resa con le forze tedesche ancora presenti in città. Tra il 27 e il 28 aprile ci saranno delle trattative serrate
che porteranno a una resa condizionata con i tedeschi, ovvero i tedeschi saranno lasciati liberi di uscire dalla città con le armi e con i loro mezzi, scelta che sarà criticata e con forti polemiche nel successivo passaggio, ma sostanzialmente il 28 aprile la città è libera, è riuscita a evitare distruzioni, ci sono stati molte vittime comunque da parte delle forze partigiane, e il 29 aprile, quando le prime truppe alleate entrano a Piazzale Roma tra ali di folla festante, la città era stata liberata da sola con le forze partigiane. Questo sarà riconosciuto dalle forze alleate, da un messaggio di Clark, il comandante in capo delle forze alleate, che riconoscerà che la città di Venezia si era liberata da sola prima del loro arrivo. Oggi, a testimonianza di questo, nell'atrio di Cal Redan c'è una targa che ricorda quei giorni importanti della città. Per l'estate l'ULSS 4 Veneto Orientale punta su oltre 5 milioni di euro per potenziare i servizi sanitari nelle località turistiche, garantendo assistenza rapida ed efficace per residenti e visitatori. L'azienda sanitaria del Veneto Orientale investirà per la prossima estate oltre 5 milioni di euro per potenziare l'assistenza sanitaria nelle località turistiche. In ogni comune del litorale, Bibione, Caorle, Eraclea, Jesolo e Cavallino Treporti, verranno ampliati i servizi di medicina turistica e i punti di primo intervento con nuove ambulanze e ambulatori. Le misure includono anche l'assunzione di interpreti, ai quali si aggiungono servizi telefonici in 120 lingue per facilitare la comunicazione con i visitatori stranieri. Con il potenziamento dei nostri servizi nei 5 punti di primo intervento e negli ospedali garantiamo, prendendo anche i dati del 2024, oltre 60.000 accessi nei punti di primo intervento e pronti soccorsi aziendali, più di 1.400 prestazioni negli ambulatori di medicina turistica, decine di migliaia di codici minori, codici bianchi, 2.000 trattamenti dialitici per pazienti cronici che arrivano alle nostre spiagge, il tutto con un impegno rapportandolo a risorse umane che è pari a circa 200 persone che ogni anno gestiscono l'attività turistica su tutto il litorale, che sono in più rispetto alle risorse che utilizziamo per i nostri residenti. L'obiettivo complessivo è garantire una risposta rapida ed efficace per problematiche di lieve entità, evitando il ricorso al pronto soccorso e assicurando così l'assistenza sia ai turisti che ai residenti. Soddisfatti i sindaci con maggiore affluenza di turisti come Jesolo e Cavallino Treporti. L'elevato standard di qualità di servizi dei nostri punti di primo soccorso e in generale della sicurezza sanitaria nei nostri territori è confermata e è probabilmente uno dei motivi per cui molti turisti, soprattutto di origine straniera, sappiamo quanto è importante nei mercati tedeschi la sicurezza sanitaria, ci scelgono. Dà risposta ai nostri residenti, che per me è un aspetto fondamentale, e anche agli ospiti, che è altrettanto fondamentale. Abbiamo un dato quindi numerico importante, non diamolo per scontato, perché noi siamo delle realtà a fisarmonica e quindi intervenire ed essere efficienti nel garantire i servizi diventa fondamentale. Trasporti, dalla logistica al nuovo codice della strada, alle novità introdotte con il rinnovo del contratto collettivo nazionale. Tutte tematiche affrontate con gli esperti al convegno organizzato a Vazzola da Confappi. Trasporti e logistica, quanto mai un settore in crescita e in espansione pur con delle difficoltà, dalla legalità degli appalti, soprattutto nelle multinazionali, al rinnovo del contratto collettivo nazionale che porta delle migliorie in termini di retribuzione e non solo. I benefici sicuramente saranno sulle buste paga dei dipendenti e non solo quello, perché comunque la filiera della logistica è una filiera importante. Oggi penso che sia il lavoro più attrattivo che ci sia per quanto riguarda non forse il settore viaggiante, però le logistiche servono. Introduce novità
per tutto il comparto, ma in realtà per tutta la filiera. Non c'è solo un aspetto di tabelle retributive, ma di una logica profondamente diversa, un patto fra committenti e trasporti e logistica che deve essere intesa quindi come una chance per tutta la filiera produttiva nel rilanciarsi, tenendo conto dei giusti costi della produzione, ma anche valorizzando quelli che lavorano nella legalità, nel rispetto dei contratti e che vogliono far crescere tutto il settore, tutto il territorio. La partnership per noi è una cosa fondamentale, se non c'è partnership col committente si rischia veramente di fare dei progetti di appalto, di outsourcing che siano poco ecosostenibili. Ecosostenibilità significa conoscere quali sono le regole, giocare tutti nello stesso campionato, quindi utilizzare tutti la legalità come leva. Legalità ma anche sicurezza al centro del convegno organizzato da Confapi. Dentro la discussione bisogna tenere in considerazione che la mancanza di investimenti tecnologici nel nostro paese produce un utilizzo smodato di persone. Quando aumenti la forza lavoro in maniera sproporzionata rispetto alla tecnologia, è ovvio che cerchi di recuperare il costo del lavoro tramite la flessibilità. Esagerare su quel sistema ci ha consegnato un problema grave sulla sicurezza sui posti di lavoro. Ecco, ora per rimettere in fila le cose bisogna cercare per forza di affrontare l'innovazione tecnologica e le condizioni di lavoro, ma tenuta fede alle condizioni del lavoro. La stagione balneare estiva è alle porte e c'è speranza per l'aumento dell'occupazione incentivata dall'associazione Albergatori. Alla vigilia della stagione balneare estiva si preparano gli alberghi del territorio. Numerose le iniziative promosse dall'associazione Jesolana Albergatori, tra queste il portale Lavorare a Jesolo, un servizio gratuito istituito in collaborazione con Lavoro Turismo. La finalità è quella di facilitare i contatti tra le persone che cercano lavoro e gli oltre 250 hotel rappresentati dall'associazione. 3.000 circa i curriculum ottenuti da soggetti che ricoprono le varie sezioni del contesto alberghiero. Un risultato importante che sicuramente ci fa ben sperare per quella che è l'occupazione nelle nostre realtà e che ci permette di tirare un sospiro di sollievo visto la grossa problematica su quello che è il capitale umano. C'è speranza per l'occupazione, numerose infatti anche le richieste da parte di candidati provenienti dall'estero, complici le iniziative attivate dall'associazione per agevolare i lavoratori come servizi e strutture messi a disposizione destinati ad ospitare i dipendenti. Abbiamo avuto richieste da Dubai, da Buenos Aires, dal Brasile, dagli Stati Uniti e anche da Germania e da Austria. Questo ci dimostra che insomma la località è attrattiva e che i nostri alberghi sicuramente hanno quel plus aggiuntivo che ci permette di raccogliere capitale umano anche dai paesi stranieri. La foresteria è stata sicuramente una carta vincente, abbiamo dimostrato che a Jesolo i nostri dipendenti possono trovare alloggio, questo ha creato un effetto domino sugli altri colleghi che anche loro diciamo in team o singolarmente hanno creato delle foresterie per i loro dipendenti, quindi possiamo accogliere dipendenti da tutta Italia e anche dall'estero, assicurare loro un alloggio decoroso e quindi essere vincenti rispetto ad altre località che questo servizio non danno. Il comune è sempre più digitale, si sviluppa il progetto che instaura nel territorio punti che si occupano della formazione dei cittadini. Negli ultimi anni il Comune di Venezia è stato travolto da una vera ondata digitale, volontà precisa di questa amministrazione. Da qualche mese abbiamo aggiunto un ulteriore tassello attivando nelle anagrafi della terraferma una serie di punti di formazione digitale. Vista anche l'accoglienza favorevole da parte della cittadinanza, replichiamo l'esperienza nell'anagrafe del centro storico di Venezia. Si aggiunge ai 6 presenti nel Comune di Venezia il nuovo punto di facilitazione digitale. Un progetto promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio regionale è nata per potenziare le competenze e l'inclusione della cittadinanza. Operatori selezionati che assistono e formano gli utenti all'utilizzo degli strumenti digitali forniti dal Comune di Venezia. Cosa sarà possibile fare nel concreto in queste postazioni con il facilitatore? Moltissime cose, per esempio attivare la carta di identità elettronica, accedere e capire come funziona il meccanismo del portale Dime, scaricare dei certificati online, fare delle autocertificazioni, piuttosto che cambiare residenza, attivare una casella PEC, registrare il domicilio digitale.
L'assessore ha sottolineato la rilevanza del progetto: semplificazione, velocità ed efficienza dei servizi, lente a disposizione del cittadino, accompagnandolo in un percorso di formazione digitale. Annunciata anche l'apertura di un nuovo punto di facilitazione digitale a Chirignago. L'idea è che il digitale sia un aiuto sia per i lavoratori ma anche e soprattutto per i cittadini. Grande successo per il pomeriggio organizzato al Lido di Venezia dall'Associazione Culturale Mostra Lido, tutta esaurita la sala consigliare della municipalità. L'Inno alla Gioia, eseguito dai bambini delle elementari, ha aperto le premiazioni che sono state molto sentite e partecipate. C'è un filo prezioso che lega la festa di San Marco il 25 aprile al Dies Natalis di Venezia, un mese prima, il 25 marzo, data in cui la leggenda fa risalire la fondazione della città e la realizzazione dei presepi e delle natività che invece accompagnano tradizionalmente tutto il mese di dicembre. Lo ha raccontato l'Associazione Culturale Mostra Lido, che ha organizzato un pomeriggio di festa con gli alunni dell'Istituto Scolastico Comprensivo Franca Ongaro ad indirizzo musicale del Lido e Pelestrina. Il concerto e la conclusione della mostra fotografica dei presepi di Natale 2024 è stata aperta dall'esecuzione degli alunni della quarta C della scuola elementare Gabelli dell'Inno alla Gioia, sia in italiano che in lingua slovena. Il concerto è poi proseguito con alcuni altri brani eseguiti sia al pianoforte che al flauto degli alunni dell'Istituto Scolastico. L'Associazione Culturale Mostra Lido, presieduta da Luca Prader, affiancato da Francesco Mario Delia, Giorgio Vianello e Giorgio Molini, con la collaborazione del Comune nell'ambito del programma Le Città in Festa e della Municipalità del Lido e Pelestrina, ha voluto così ricordare l'importanza del senso di comunità. Sono giunti veramente una miriade di fotografie, più di 120 partecipanti da tutta Italia. La classe della quarta C primaria hanno cantato veramente uno spettacolo, l'Inno alla Gioia, sia in italiano che in sloveno, come gemellaggio della città di Nova Gorizia, che sarà la capitale europea, non la capitale della cultura europea. Tra i presenti alla manifestazione anche l'assessore comunale Venturini, oltre a tutti i musicisti e coristi e ai partecipanti della mostra fotografica sono stati premiati alcuni personaggi simbolo del mondo culturale e imprenditoriale. Premiati con un leone d'argento il giornalista e artista Ferruccio Gard e l'imprenditore Emiliano Biracu. Col Lido è un'isola con una forte identità che va valorizzata, va preservata, va raccontata e soprattutto va raccontata la sua comunità, fatta di persone e fatta anche di bambini. Traguardo straordinario per il progetto Reyer Baby, distribuiti oltre 143.000 kit ai neonati in 18 anni. Per celebrare questo importante risultato è stato organizzato un evento speciale. Una sfida a bowling tra i reparti di 9 ospedali insieme a giocatrici e giocatori dell'Umana Reyer. Un modo per rendere omaggio a ostetriche, caposala, primari dei reparti di ostetricia e ginecologia e direttori generali delle ULS a cui appartengono gli ospedali coinvolti nel progetto Reyer Baby. È veramente un'iniziativa lodevole, quindi anche l'azienda sanitaria ringrazia veramente di cuore e spera che questa iniziativa vada più a lungo possibile, perché veramente mette insieme famiglie, ragazzi, giovani, appassionati. È una festa, un momento di socialità bellissimo e poi appunto è un modo per avere tutti i punti nascita coinvolti nel progetto insieme per commemorarlo e anche per ringraziare la squadra che ci dà questa possibilità. Quest'anno il progetto ha raggiunto un traguardo straordinario, oltre 143.000 kit distribuiti ai neonati in 18 anni. Un cofanetto di benvenuto al mondo con una baby magliettina, una lettera di descrizione dell'iniziativa in cui si promuovono i sani valori dello sport tradotta in varie lingue e dove i genitori trovano le indicazioni per sottoscrivere
avere una tessera Baby Supporter, che consente l'ingresso gratuito alle partite delle prime squadre dell'Umana Reyer per il bambino ed è valida fino al compimento del 12° anno di età. Non è un progetto semplice perché 9 ospedali da gestire non è facile, ma abbiamo trovato tantissima collaborazione da parte di tutte le ostetriche, le referenti, i primari e questa serata lo dimostra perché sono tutti presenti. È il terzo anno che siamo qua al Bowling Iguazú, che ringraziamo per l'ospitalità, ci fa molto piacere e soprattutto vedere l'entusiasmo di queste persone che vengono volentieri, si divertono e hanno l'occasione di poter interfacciarsi con giocatori e giocatrici di Serie A. A vincere il torneo è stato il team dell'ospedale Madonna della Navicella di Chioggia. A Noventa di Piave la seconda tappa del Giro Handbike, la manifestazione vedrà protagonisti atleti da tutta Europa. Fa ritorno a Noventa di Piave il Giro Handbike, la seconda tappa italiana in programma l'11 maggio della gara riservata ad atleti paraolimpici. La corsa vedrà la partenza dal municipio alla Piazza dello Sport dove si terranno le premiazioni. Una grossa opportunità sia dal punto di vista dell'immagine del paese, dell'affluenza delle persone e del lavoro che c'è dietro, ma soprattutto una valenza sociale che non ha paragoni. Per noi è importante perché è proprio un abbattimento, vuole essere anche un abbattimento delle barriere sia fisiche ma soprattutto anche mentali e sociali che non vogliamo ci siano. Sarà un obiettivo difficile ma che vogliamo raggiungere come amministrazione proprio anche a seguito appunto dell'organizzazione di questi eventi. Il sindaco mette in luce il messaggio e i valori trasmessi ed evidenzia la grande importanza per il territorio di investire nella manifestazione nata 15 anni fa che torna così in Veneto dopo 2 anni di assenza, la precedente a Vicenza nel 2023. L'evento organizzato da volontari ha visto coinvolti numerosi imprenditori, aziende e associazioni. Devo dire che se non avessimo gli imprenditori nel privato che ci aiutano, le associazioni a livello appunto amatoriale che ci danno una mano e ci supportano e questa volontà dell'amministrazione di coordinare tutte queste forze, non riusciremo a organizzare questi eventi. Una manifestazione numero 1 in Europa, patrimonio della Federazione Ciclistica Italiana, fortemente voluta e improntata all'inclusività, che rafforza i valori dello sport e non solo. In 15 anni abbiamo imparato tantissimo, ma soprattutto sono stati gli atleti a trasmetterci un grande insegnamento, resilienza, che secondo me è una parola che andrebbe veramente riscoperta oggi come oggi. Da Venezia è davvero tutto, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.